Ben ritrovati con A Voi la Linea, lo spazio dedicato alle informazioni, servizi e gli approfondimenti da tutto il Friuli, Venezia Giulia. Sono sempre più numerose le famiglie friulane che si rivolgono alla Caritas diocesana di Udine per accedere alla mensa di Largo dei Cappuccini, per avere vestiario e per usufruire di altri servizi. Impossibile al momento avere una percentuale precisa della crescita rispetto allo scorso anno, perché il numero di persone che chiedono aiuto è davvero in continuo aumento. Famiglie friulane sempre più in difficoltà. Anche in Caritas a Udine ci segnalano una crescita che è costante. Non c'è una percentuale precisa, non si può dare, non si può quantificare questa crescita perché è in aumento continuo. Ne parliamo con il direttore della Caritas di Udine, Don Luigi Gloazzo. Famiglie sempre più numerose che si rivolgono a voi per chiedere aiuto, per chiedere servizi, per rivolgersi, per avere anche da mangiare, per poter accedere alla mensa. Sì, ecco, questi sono i bisogni primari e noi riteniamo che le persone almeno questo lo devono avere tutti, no? Da poter mangiare, da vestirsi e un alloggio per chi non ha nessuna casa, nessun tetto. Noi abbiamo anche altri servizi che sono il microcredito, per esempio. Ci sono diverse famiglie che magari con poco relativamente riescono a far fronte, no, ai disagi attuali, o per la perdita del lavoro, o per aumenti anche, no, delle utenze. Quindi noi cerchiamo in qualche modo di dare l'opportunità alle persone che non sono ancora poveri, ma sono in grado di gestire la propria vita familiare, di poter continuare a fare questo con l'accesso al microcredito. Senta, per quanto riguarda gli accessi alla mensa, soprattutto in questo periodo, no? Durante le festività, effettivamente avete dovuto ricorrere a una sorta di controllo, una sorta di filtro. Non è che se uno si presenta lì, chiaramente lo mandate indietro, però quando vedete che si presenta per più giorni di seguito, è chiaro che dovete far luce sulla situazione e capire le sue problematiche. Sì, perché la Caritas non è un'agenzia di erogazione di servizi che rischiano qualche volta di cronicizzare. La Caritas è una realtà ecclesiale dove l'accoglienza delle persone, la relazione con le persone non può essere o esaurirsi solamente nel mangiare, ma anche sul fatto di capire chi sei, come mai sei venuto alla mensa o all'asilo notturno, perché questo permette di ricostruire una storia, di continuare un'assistenza o un servizio che non si limita più solo al mangiare o all'alloggio al fogolar, che è l'asilo notturno, ma l'accesso ai servizi, perché anche i poveri hanno i loro diritti e molte volte rinunciano anche a far valere i propri diritti per le difficoltà che hanno di accesso anche, no? Ai servizi pubblici. Quindi noi non ci limitiamo mai a dare da mangiare o da dormire, ma cerchiamo in qualche modo di accompagnare le persone verso una soluzione o un servizio che gli permetta di uscire dalla dipendenza. Ed è per questo che anche alle famiglie suggerite di mangiare, anzi spronate le famiglie a mangiare a casa perché i figli, perché la famiglia si renda conto che effettivamente c'è chi prepara da mangiare, chi ha questo ruolo all'interno della famiglia e voi donate praticamente il necessario. Sì, qualcosa di più che sufficiente perché una famiglia possa gestire tutto questo che riguarda proprio le condizioni della vita familiare, perché una famiglia la si riscontra quando mangiano assieme, no? Non quando mangia uno da una parte e uno dall'altra. Quindi pensiamo che diciamo che l'Eucarestia familiare è quando ci si siede a mensa e si può raccontare anche le difficoltà della vita, ma anche le cose belle. Quindi noi pensiamo che il mangiare assieme sia il dato fondamentale, umano e sociale, e direi anche ecclesiale. Una mensa che funziona solo per il pranzo, non per la cena, anche in questi giorni, anche durante le festività. Sì, abbiamo constatato che l'abbondanza, ecco, del pranzo, perché è facile che avanzi sempre qualcosa, noi scoraggiamo quelli che lasciano nel piatto, preferiamo che chiedano una volta di più, no? Ma noi cerchiamo sempre di aiutare le persone non solo a sopravvivere, ma avere
il necessario per vivere. E allora, oltre al pranzo, per chi ne fa richiesta, diamo anche un sacchetto perché possa mangiare, no? Con semplicità anche e anche con meno spesa, ecco, perché loro possano dormire con qualcosa nello stomaco. E senta, si è reso conto che magari ci sono delle famiglie che cercano di approfittare della situazione, ossia chiedono da mangiare per risparmiare, per poter avere i soldi e pagarsi le bollette. Sì, i poveri hanno gli stessi vizi dei ricchi e uno in più, sono poveri. E quindi è naturale che qualcuno pensi, no, di sopravvivere anche con qualche piccolo così, accorgimento. Ma noi conosciamo un po' l'animo umano, non ci scoraggiamo certo per questo. Continuiamo comunque a chiedere come stai, come va e quali sono i tuoi progetti, piccoli o grandi, a medio o lungo termine, ma cerchiamo sempre di accogliere le persone, no? Come sono, nella speranza che anche loro siano grati, no? Per quello che ricevono e in qualche modo sappiano anche loro dare agli altri qualcosa che gli altri non hanno. Questa era Isabella Gregorato, che ritroviamo in un altro servizio, in un'altra situazione, per parlare di fuochi d'artificio, articoli pirotecnici che a quanto pare a livello di vendite non siamo a livello del 2019, ma gli affari per chi li vende stanno comunque andando bene. E ovviamente devono essere rigorosamente a norma, e per quanto riguarda i decibel ovviamente dei botti. La spesa media è di 50 euro. Allora ci colleghiamo con Isabella, raccontaci un po' la situazione. Mi trovo allo stabilimento pirotecnico Friul Veneto di Molinnuovo, dove in questi giorni stanno arrivando persone, praticamente gli arrivi sono continui per acquistare fuochi pirotecnici, per realizzarsi dei piccoli spettacoli magari in proprio, visto che nei comuni, nella maggior parte dei comuni, i fuochi non ci saranno, un po' per risparmiare, un po' per non fare botti ed evidentemente non disturbare gli animali. Insomma, tutto questo insieme di cose vi sta arrecando in un certo qual modo una diminuzione di persone che entrano qui per acquistare? No, sinceramente non vediamo flessione, anzi vediamo, diciamo, che i nostri clienti, forse sarà perché vengono fuori da 2 anni di restrizioni, hanno voglia di festeggiare, e quindi non vedo che ci siano diminuzioni di vendite o quant'altro. Posso dire, forse stanno attenti un attimo sui rumori, nel senso cercano dei prodotti luminosi, colorati e meno forse con botti forti, quello sì. Ecco, siamo con Roberto Stevanato, che appunto è uno dei responsabili dell'azienda, e qui ci ha messo in esposizione alcuni prodotti che sono fra quelli maggiormente richiesti. Tra l'altro dobbiamo dire che sono tutti prodotti certificati anche per quanto riguarda il rumore. Sì, allora i prodotti che noi commercializziamo sono prodotti riconosciuti dal Ministero dell'Interno ai fini della sicurezza e anche certificati CE, e quindi cosa vuol dire? Che sono già stati testati sia a livello di sicurezza ma anche a livello di rumore, che non devono superare determinati parametri. Quindi da quel lato là noi stiamo rispettando la normativa e di conseguenza non andiamo a disturbare gli animali. Che cosa richiedono maggiormente? Lei mi diceva soprattutto cose di luce, però qui vedo che in mano non saranno mica le micette, quelle fastidiose, no. Non sono proprio micette, sono le cose, diciamo, quelle più innocue che si possono adoperare anche dentro in casa, sono dei petardini da ballo, si buttano per terra senza neanche accenderli e fanno un minimo rumore. Possiamo vedere? Vediamo? No, ma forse non è il posto adatto questo. Ah no, perché ci sono... perché bisogna farli appunto. Sì, non su sto posto qua di vendita di fuochi d'artificio. E quindi questo è un invito a trovarsi in luoghi sicuri anche per utilizzare delle piccolissime, più innocue. Esatto. Poi vediamo che altro c'è. Sì, e dopodiché se no partiamo dalle fontanine, dalle più, diciamo, innocue, che fanno l'effetto di luce in altezza di 1,5 metri, 2 metri, l'effetto colorato con qualche fischio, effetto sonoro, o una composizione di fontane. Cosa vuol dire? Ci sono più di una fontana all'interno collegate, si accende un'unica miccia, finendo un tipo di effetto ne comincia un altro, quindi uno quando l'accende dopo ha modo di star là a gustarsela e vedersela. Dopodiché facciamo un altro passaggio, un passo più avanti, andiamo sulle batterie pirotecniche. Cos'è? Queste
questi qua sono dei fuochi d'artificio, diciamo un fai da te, amatoriali, diciamo così. Sono già dei blocchi predisposti, si accende una miccia e dopodiché dentro ci sono tutti questi effetti colorati e uno alla volta partono su una decina di metri e fanno l'effetto colorato in alto tipo fuoco d'artificio. Ovviamente qua ci sono batterie da 25 lanci, da 49, da 100 lanci e su via così, insomma. E con le raccomandazioni che lei fa, intanto abbiamo già portato l'esempio che quelle micettine lì qui non si possono usare. E gli altri fuochi? Allora, bisogna stare molto attenti per come utilizzarli, leggere bene le istruzioni. Allora, ogni prodotto diciamo, ha la sua parte di istruzioni di sicurezza con delle immagini, come ti viene spiegato come devi utilizzarle. Comunque, a parte diciamo, il prodotto che ci sono elencate queste istruzioni, noi al cliente quando arriva la prima cosa che andiamo a dirgli è: hai lo spazio sufficiente per poter fare lo spettacolo? E dopodiché andiamo ad elencare tutti i vari passaggi che deve fare in modo che non si faccia male, che siano tutti in sicurezza, che sia una festa e non un'occasione di farsi male, insomma. E in genere quanto si spende? Quindi partiamo dal prezzo. Dai 50 centesimi si possono arrivare a batterie da 150 a 200 euro. Diciamo dipende allora, se viene la famiglia che fa la festa a casa sua, può spendere, non so, i 50-60 euro. Se viene il cliente che fa la festa, diciamo, si raggruppano più famiglie assieme, quindi hanno un budget diciamo più sostanzioso, possono anche raggiungere delle cifre più importanti, insomma. Chiudiamo questo collegamento con le raccomandazioni. Quindi qui micetta no, ma micette attenti anche a casa, lontane da tutte le possibilità, da tutti i pericoli. Allora, i fuochi d'artificio dicono sono pericolosi, ci si può far male. Sono d'accordo, però se tu le fai in maniera come viene elencato nelle istruzioni scritte, se le fai in maniera come diciamo noi ai nostri clienti, il fuoco d'artificio non è pericoloso, è bello da vedere, quindi bisogna farlo con attenzione, non approfittarne e quindi dopo alla fine diciamo, si va a concretizzare una festa, non un qualcos'altro, insomma. Bene, ringraziamo Roberto Stevanato, che ricordiamo essere uno dei responsabili dello stabilimento pirotecnico Friul Veneto. Da Molinnuovo è tutto, linea allo studio. Grazie a Isabella. Allora abbiamo sentito i consigli per gli acquisti anche sull'utilizzo di questo commerciante, ma quali sono i veri utilizzi, le raccomandazioni, il vademecum che è stato elencato e viene elencato dagli esperti, ovvero dal personale della polizia, che ovviamente anche quest'anno ha tornato a ribadire l'importanza del corretto uso, ovviamente così da evitare di farsi male e soprattutto anche utilizzare i fuochi d'artificio in maniera responsabile e consapevole. È Capodanno, festeggiamo in sicurezza. E se ti trovi a festeggiare con amici e parenti con i prodotti pirotecnici, i cosiddetti botti di Capodanno, ricordati di comprarli nei negozi e nelle rivendite autorizzate. Il prodotto pirotecnico regolare deve avere un'etichettatura con una marcatura CE della Comunità Europea e il corretto utilizzo con le istruzioni. Faremo vedere adesso gli effetti di un'esplosione di un botto illegale, che hanno una doppia pericolosità, quella di non sapere né la natura e né il quantitativo e né i tempi di reazione della carica esplodente all'interno. È consigliabile stare lontano da tende, divani che potrebbero inavvertitamente essere investiti dal fuoco pirotecnico. Nel caso dell'artificio non esploso, non avvicinarsi assolutamente, attivare il numero unico di emergenza che provvederà a mandare personale specialista per risolvere il problema. Consigli sempre molto utili e preziosi da parte del personale esperto, il personale in divisa della polizia o anche dei carabinieri. Ci fermiamo adesso per un breve break pubblicitario e ci vediamo tra qualche istante con la seconda parte di A Voi la Linea.
Seconda parte di A Voi la Linea, parliamo di sicurezza e di attività svolte in quest'anno da parte della Prefettura e da parte delle forze dell'ordine. Il prefetto di Udine Massimo Marchesiello ha fatto proprio il punto delle attività svolte in questo 2022 dalla Prefettura e proprio da Carabinieri, da Polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani, un'attività improntata alla risposta alle tante emergenze che abbiamo vissuto, ha detto lo stesso Marchesiello. Sentiamolo. Signor Prefetto, il 2022 è stato un anno particolare, ricco di emergenze e molto diversificate fra di loro. Si è cominciati col Covid, poi passando per la guerra in Ucraina, poi l'emergenza incendi quest'estate e soprattutto per tutto l'anno l'emergenza migranti. Sono stati tanti quindi i temi sul tavolo. Sì, sicuramente siamo stati vari nei contenuti, nella gestione, ma credo che il concorso e la collaborazione ci sia stato da parte di tutti, buon ultimo anche gli enti locali che comunque in tante maniere ci hanno aiutato e contribuito, e la protezione civile che in tante occasioni è stata veramente salvifica. Quindi direi un giudizio buono a tutti noi, ce lo diamo perché forse ce lo meritiamo in questo momento, perché tante sono state le emergenze e poi con la penuria a volte di risorse umane ce la siamo gestita, credo, con buona soddisfazione. Il filo conduttore dei resoconti dei comandanti delle forze dell'ordine qui presenti è stato la necessità di trasmettere un senso di sicurezza ai cittadini. Questa è una missione che secondo lei è stata compiuta? Penso di sì, perché al di là delle dichiarazioni in certe situazioni abbiamo dato una risposta subito, immediata, quindi riuniti subito i tavoli tecnici e, ripeto, anche con l'aiuto dei comuni di volta a volta interessati abbiamo risposto subito, che è la cosa che ovviamente i cittadini si aspettano. Uno dei punti più delicati che ha dovuto gestire la Prefettura è stato quello dell'ex caserma Cavarzerani, che in particolare, lo ricordava, tra agosto e settembre ha vissuto un vero e proprio boom di presenze ben oltre quello che dovrebbe essere la sua capienza. Sì, questo è stato un momento forse immaginato, perché comunque era pianificabile in una situazione del genere, l'abbiamo gestita cercando di capire fino a che punto la gestione interna poteva reggere. Quando c'è arrivato, come dire, l'impossibilità di gestire in maniera dignitosa l'accoglienza, abbiamo dovuto chiudere le porte della Cavarzerani. In questo però anche il Ministero ci ha aiutato moltissimo, perché tanti trasferimenti li ha effettuati fuori regione. Per quanto riguarda la gestione dei migranti in tutta la provincia, qual è la situazione? Attualmente abbiamo, a parte la Cavarzerani che al momento ne ha 500 al suo interno, su una distribuzione in tutto il territorio, quindi anche con forme di accoglienza diffusa, 1100 persone. Poi ovviamente abbiamo l'emergenza nata con la crisi internazionale, attualmente ha 400 persone, quindi attualmente 400 ucraini sul nostro territorio. Andiamo a Buia, dove sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle scuole medie del paese, dove sono iscritti 170 ragazzi e attive 9 classi. L'investimento ammonta a 1,5 milioni di euro. I lavori sono iniziati 6 mesi fa. Il bilancio con l'assessore all'istruzione Guerra e con il vice sindaco Zontone. Assessore Guerra, si sta per concludere l'anno e si stanno anche per concludere i lavori alle scuole medie di Buia, un investimento importante per una opera importante. Sì, grazie anche ad un contributo ministeriale siamo riusciti a concludere l'adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado di Buia, un plesso che ospita circa 170 ragazzi e che finalmente, diciamo, dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista degli impianti è stato adeguato a quella che è la norma recente ed potrà essere fruito nella sua interezza e al massimo della sua capacità nei servizi e nel tipo di offerta formativa che esso può dare. Ecco, Assessore, non manca la tecnologia in queste aule? No, sicuramente le aule sono dotate tutte di lavagne elettroniche, ci sono diversi dispositivi multimediali e anche l'istituto comprensivo cerca sempre di essere molto, diciamo così, al passo con i tempi e di intercettare quelli che sono i canali di finanziamento più adeguati per poter far sì che le tecnologie dei vari plessi dell'istituto comprensivo siano sempre all'ultimo grido, diciamo così. Marco Zontone, vice sindaco di Buia, la vostra è un'amministrazione che è particolarmente sensibile al mondo della scuola.
Sicuramente è il nostro futuro, quindi dovremo per forza confrontarci con loro e essere sempre in stretto rapporto, e tant'è che appunto questo è il secondo dei lavori che abbiamo terminato, perché prima abbiamo inaugurato il nuovo plesso della scuola primaria in Collosomano, il plesso unico che raggruppa insieme tutte le scuole elementari di Buia. Questo è il nostro ultimo servizio approfondimento di A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, ci vedremo nei prossimi appuntamenti informativi. Rimanete con noi.